Grazie Presidente. Quando ho assunto la difesa in questo processo, che non manca ad alcuno di comprendere non sia esattamente un processo ordinario, ove mai esistano processi ordinari, si tratta sempre della vita delle persone, ho accettato di assumere la difesa della parte civile, dottor Sebastiano Ardita, solo se avessi potuto esercitare il mandato difensivo in maniera assolutamente priva di vincoli di qualunque tipo, anche solo di opportunità, posto che naturalmente si trattava di celebrare un processo nel quale imputato, parte civile, testimoni, scenografia era particolarmente significativa. Io ritengo che in un processo nel quale purtroppo non la giurisdizione, ma certi apparati giudiziari o di autogoverno hanno toccato livelli ben bassi, l'unica soluzione fosse di guardare i fatti e poterli analizzare e commentare solo con il canone della parresia. E in questo processo, Presidente, la parresia, quella non c'è bisogno di... No, c'è anche un bel saggio di Foucault, una raccolta, e poi andando indietro naturalmente si va alla Grecia classica, però il punto è che in questo processo è la parresia che salva la giurisdizione. Il coraggio a costo di pagare oneri, perché la libertà è una cosa facile. Wikipedia, Presidente, no. è un po' così. Sei un po' approssimativo, diciamo. Ecco. Aveva reso l'idea comunque, adesso ha reso l'idea. Alla prima udienza dibattimentale cominciarono le dichiarazioni spontanee dell'imputato e proprio alle richieste di prova egli disse che era pacifico il fatto in questo processo e che si trattava solo di diritto. Presidente, poi andremo a vedere quale diritto è, se diritto o psichedelia, ma in realtà questo processo è prima di tutto fatto, e sa perché? Perché la strategia dell'imputato è stata una strategia che si è conformata a due canoni, del grande imbroglio e del grande ricatto. Due canoni non processualmente nello svolgimento del processo, nello svolgimento dei fatti. E sono quelli i due canoni che lei vedrà impediscono a chiunque onestamente voglia affrontare i fatti di cadere nella trappola della mistificazione. Il fatto presupposto è
Presidente, mi permetto di osservare che quanto alle rappresentazioni che in fatto sono venute dall'imputato e dal suo ex imputato e ex co-imputato, parlare di surrealismo è davvero essere particolarmente buonisti. Neanche Buñuel. Altro che il fascino discreto della borghesia, qui siamo al fascino discreto dell'autogoverno, o meglio dell'autogovernante. Non c'è una sola prospettazione, in fatto, resa dal dottor Davigo e dal dottor Storari che sia o conforme alla realtà o anche solo lontanamente suscettibile di essere valutata come possibile. I fatti presupposti noi sappiamo quali sono. Era il 6 dicembre dell'anno 2019 alle ore 14:22 e un avvocato del foro, presumo a quel punto, no, del foro di Catania, tale Piero Amara, aveva concordato attraverso il suo avvocato Salvino, il suo difensore avvocato Salvino Mondello, di rendere dichiarazioni. Si presenta e viene ricevuto dalla procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Milano Laura Pedio e dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano Paolo Storari. E comincia un verbale che ha questo incipit, dopo l'intendo rispondere. L'ufficio fa presente che intende fare delle domande alla persona interrogata in merito al contenuto di atti rinvenuti all'interno del suo computer in occasione dell'ultima perquisizione. Presidente, giusto perché diciamo è un po' esagerato dover cadere nei beffati, nei racconti fondati sul nulla. Chi conosce la vicenda Amara sa che prima del suo arresto del febbraio 2018 i suoi apparecchi elettronici, suoi e di Giuseppe Calafiore, suo sodale, finirono nel Tevere, perché egli sapeva tutte le iniziative che l'autorità giudiziaria stava eseguendo, aveva addirittura saputo il contenuto delle informative di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza prima ancora che quelle informative arrivassero alla procura alla quale erano destinate. Quindi si fanno domande sul contenuto di un computer che Piero Amara ha fatto trovare. E d'altronde c'è pure la prova, perché Presidente veramente c'è solo da sorridere al momento in cui si fanno domande sul contenuto di un file chiamato note difensive, che nella versione di Amara sarebbe stato scritto dal suo sodale Calafiore. Le note difensive sono fatti riguardanti i magistrati. Non ci interessa quello che viene chiesto e quello che viene detto a proposito dei file note difensive e keep while. Certo è che si arriva alla pagina 4 del verbale, in formato riassuntivo. Alle 14:45 interviene un capitano della Guardia di Finanza e si legge: per quanto riguarda il riferimento al procuratore generale di Torino che compare in note difensive, perché Calafiore si doveva difendere, e che parla delle sue cause di giustificazione, no, del procuratore generale di Torino. Calafiore si riferisce al dottor Saluzzo. Punto. Devo fare una premessa. 2 punti. Io facevo parte di una loggia massonica coperta formata da persone che ho incontrato attraverso persone di origine messinese, dove questa loggia è particolarmente forte. Presidente,
è noto a tutti che io sono di Messina. Quindi, in teoria, poiché questa loggia che vedeva affiliati decine e decine e decine di personaggi e aveva come base principale e più rilevante Messina, come minimo era conosciuta dalla gran parte dei frequentatori del Palazzo di Giustizia di Messina, alla luce dei nomi. Però il punto qual è, Presidente? Il procuratore generale di Torino è Saluzzo, punto. Devo fare una premessa. Il Tribunale ricorderà che io ho chiesto al teste assistito Storari: ma lei aveva qualche questione personale con Saluzzo? E si ricorda anche la reazione che c'è stata alla mia domanda, Presidente. Però io le domande non le faccio mai a caso, le faccio sempre in relazione a fatti accaduti, perché ho sempre pensato una cosa, Presidente, che gli operatori di giustizia che pensano che conoscere solo uno spicchio del mondo piuttosto che tutto sia meglio, io penso l'esatto contrario. È fatto davvero notorio come le vite del dottor Storari e del dottor Saluzzo 20 anni fa furono unite da una vicenda che portò un titolo di reato uguale a quello per cui è processo oggi, 326, perché avvenne che sul quotidiano La Repubblica in prima pagina, a firma di Giuseppe D'Avanzo e Carlo Bonini, comparve una notizia con ampi virgolettati di documenti riservati della Procura di Torino, e quei due giornalisti, 36 ore prima della uscita del giornale, avevano cenato a casa Storari. Poi fu dichiarato inutilizzabile un accertamento tecnico sul computer di Storari alla Procura di Torino e andò come andò. Questo per dire, perché il dottor Storari, ma la cosa non è rilevante, quindi non ci sono gli estremi della falsa testimonianza, però ha detto una cosa contraria al vero. Certo è che quale modo migliore per accendere l'attenzione del dottor Storari con il nome del suo storico nemico? Presidente, cose che al Palazzo di Giustizia di Milano e al Palazzo di Giustizia di Torino conoscono pure le pietre del selciato. E non ho voluto chiedere all'imputato, che sicuramente conosce. Da lì, in questo verbale, spunta fuori la loggia Ungheria. Questo verbale fa seguito un verbale del 14 dicembre 2019, alle ore 14:15. Ce n'è prima uno delle ore 12, credo, e qualcosa, ma quello delle 14:15 è rilevante perché alla prima domanda sulla loggia Ungheria si spiega che tutto parte da Gianni Tinebra, all'epoca procuratore a Caltanissetta. Presidente, sono siciliano, mi è capitato di partecipare a processi rilevanti a Caltanissetta, nei quali in qualche modo, non proprio nel modo più commendevole, era entrato anche l'allora procuratore di Caltanissetta Tinebra, ma nell'anno 2001, all'avvio del secondo governo Berlusconi, si può dire, il dottor Gianni Tinebra fu nominato capo del DAP e rimase capo del DAP fino all'anno 2006, quando ci furono le elezioni e ci fu il cambio. Viene descritta la ontologia della loggia Ungheria e la ideologia della loggia Ungheria
Dopodiché, tornando al mio ingresso in Ungheria, ricordo che Gianni Tinebra organizzò una cena di presentazione presso la sede di Opco servita da un catering a Siracusa. Alla cena parteciparono, oltre a me e Tinebra, Alessandro Centonze, sostituto procuratore di Catania, Sebastiano Ardita, sostituto procuratore a Catania, naturalmente non era così, Giuseppe Toscano, eccetera. E quindi i due magistrati milanesi che raccolgono le dichiarazioni di Amara apprendono che c'è una loggia massonica chiamata Loggia Ungheria e che di quella loggia massonica Amara indica, insieme a millanta altri, come partecipe il dottor Sebastiano Ardita. Presidente, leggere l'elenco dei presunti affiliati è leggere una cosa che è veramente da chiamare la neuro. Basta leggere l'elenco delle persone offese dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Milano nei confronti di Piero Amara e Giuseppe Calafiore, poi ce l'avete in atti, per i reati di calunnia e autocalunnia. Presidente, sia chiaro, Calafiore risponde come persona offesa della calunnia commessa da Piero Amara. L'unico titolo di reato a suo carico è l'autocalunnia, perché Giuseppe Calafiore si è limitato a dire io faccio parte della loggia Ungheria. Non ha fatto il nome di nessuno, serviva per fare finta di dare un riscontro. Questo è il fatto presupposto. Anticipo una cosa, Presidente. Il verbale del 14 dicembre è uno di quei verbali che vengono inviati nella prima fornitura al giornalista Antonio Massari e nella prima fornitura alla giornalista Liana Milella in epoca successiva e anche al dottor Di Matteo. Noi sappiamo che quei verbali, a differenza di quello che si è sostenuto, non esisteva un procedimento penale, vengono raccolti, posto che è Amara che decide il 6 dicembre dell'anno 2019 che è a Milano che deve parlare la loggia Ungheria, seppure poi precisa che in realtà ne avrebbe dovuto parlare a Perugia, ma visto che si trova a Milano, e poi il 14 prosegue, sono assunti nel procedimento penale 12333/2017 modello 21 della Procura di Milano. Quindi sono atti ritualmente formati. Presidente, teniamo a mente una cosa, sempre per quel principio che non bisogna soffocare il proprio sguardo. Il 14 dicembre dell'anno 2019, alla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, comincia la pratica per la nomina del procuratore di Roma. Noi poi sappiamo che Amara viene sentito più volte, sappiamo che a inizio febbraio viene sentito Calafiore, sappiamo che Amara non può più essere sentito per una semplice ragione, che viene arrestato. E quello è il motivo per cui si interrompono in quel momento, tanto che noi sappiamo che poi il suo difensore, avvocato Mondello, ad aprile scrive alla Procura di Milano chiedendo un certificato, un patronage, che viene emesso a firma degli stessi magistrati. Deponendo davanti a voi, il dottore Storari è sembrato prendere le distanze, non si capisce come. Io faccio riferimento a quel documento per una ragione, perché in quel documento è scritto, con la sottoscrizione di Paolo Storari e la data del 30 aprile dell'anno 2020, è scritto che le attività
naturalmente sono frenate dal Covid, o meglio, dal lockdown. Presidente, qua c'è una cosa che non possiamo, un errore nel quale non possiamo incorrere. Fare finta che le mosse dei protagonisti della vicenda fossero nell'iperuranio. Voi avete, Presidente, gli scambi di messaggi di WhatsApp fra il procuratore Greco e il sostituto procuratore Storari a marzo e aprile dell'anno 2020. Quei messaggi hanno un rilievo perché dimostrano la falsità della rappresentazione fatta dal testimone assistito Storari e dall'imputato Davigo. Perché noi abbiamo la prova da quei messaggi che il dottor Greco, sorprendentemente aggiungerei, faceva da padre di famiglia a Paolo Storari, faceva da badante alle necessità di vita di Paolo Storari, che a metà marzo contrae il Covid. Questo lo dico perché, Presidente, non è che è un fatto di 80 anni fa, di 3 anni fa. Magari c'è qualcuno che la memoria degli anni recenti l'ha persa e recupera solo quella della prima comunione, però io ancora non sono arrivato a quel punto. E Presidente, io me la ricordo qual era la situazione della vita di tutti noi a marzo dell'anno 2020. Alla fine di marzo 2020 ognuno di noi che aveva un minimo di anima rimaneva attonito davanti alle immagini dei camion dell'esercito che trasportavano bare in provincia di Bergamo. Ce lo ricordiamo? 25 marzo. Uno degli attori protagonisti del film che vi è stato raccontato, a metà marzo ha il Covid. E chi si prende cura moralmente di lui? Il procuratore Greco. Questo per dire quale fosse la realtà dei rapporti in quel momento fra il dottor Storari e il dottor Greco. Voi avete anche gli scambi con la dottoressa Pedio e sapete quanto è stato bugiardo Paolo Storari nel raccontare dei suoi rapporti con Francesco Greco e con Laura Pedio. E a certificare le sue imposture sono i suoi messaggi. Io non vi dico fidatevi dei messaggi di Greco e di Pedio. Mettiamo che fossero due indemoniati cervelli luciferini e scrivevano a marzo del 2020 messaggi finti di precostituita difesa. Però ci sono i messaggi di Paolo Storari. E, Presidente, c'è un altro fatto. Iura novit curia, e la curia non può fare finta di non sapere un fatto che è clamorosamente rilevante. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 vengono sospese le indagini. I termini vengono sospesi. Ce lo ricordiamo. Ed è ovvio. Ci ricordiamo pure i motivi. Presidente, si sostiene che giusto ad aprile, cioè quando i palazzi di giustizia erano il più possibile chiusi, i termini erano sospesi, un pubblico ministero di Milano che ha dovuto fronteggiare il Covid e vive nelle condizioni in cui viveva ciascuno di noi all'epoca, a inizio aprile 2020 si sveglia e qual è la pulsione della sua anima?
la gente che muore? Presidente, io non so quante siano le famiglie che negli ultimi anni siano state così fortunate da non avere morti. Ma siccome siamo arrivati a quasi 200.000, vi rimando alla legge dei grandi numeri. Il punto è che nella prospettazione dell'imputato odierno e del dottor Storari, all'inizio di aprile del 2020 scoppia l'impellenza. La Procura di Milano, nella persona del procuratore capo e della procuratrice aggiunta, impediscono, questa è la prospettazione, a Paolo Storari di fare indagini, di iscrivere sul registro degli indagati persone in relazione alle rivelazioni asserite di Piero Amara sulla loggia Ungheria. Presidente, è irricevibile quella prospettazione, è falsa, è una balla cosmica. Guardi, Presidente, ho più rispetto per il dottor Storari e per il dottor Davigo a sostenere che è una balla, perché altrimenti vi dovrei dire che sono degli inumani. Ma ve la ricordate quella Pasqua? Con il Papa che cammina a San Pietro da solo? E c'erano due che sostenevano che il più grave dramma di quel momento è che non si dà sfogo alle dichiarazioni di Piero Amara, che in quel momento era indagato per calunnia, non per altri reati. Cioè il suo certificato non era proprio il più convincente, era indagato per calunnia in relazione alla vicenda che lo stesso Storari vi ha raccontato. Avevano creato un'altra mega balla, Amara e i suoi, per evitare l'indagine di Milano su Eni, sui vertici Eni. Quello è. E il fascicolo da Siracusa, sottratto al controllo delle persone legate ad Amara, finalmente era arrivato a Milano. Presidente, ma c'è un di più. Per questo dico neanche Buñuel, perché i pubblici ministeri oggi ve l'hanno in qualche modo, mi perdoneranno, non è termine irrispettoso nei loro confronti, sono stati ingenui. Perché si vedono arrivare il fascicolo da Roma con dichiarazioni confessorie, ve l'hanno detto, confessorie di entrambi i protagonisti della vicenda. E il quadro che ricevono è: all'inizio di aprile Storari fa una telefonata a Davigo. Ma ti posso parlare? È una vicenda delicata. Ai membri del CSM non è opponibile il segreto. Presidente, le parole sono pietre e devono avere un senso, se no finiamo tutti in psichiatria. Ma che vuol dire, Presidente, a me non puoi opporre tu segreto se sei tu che mi hai telefonato? Dobbiamo berci pure questa. No, Presidente, le balle no. Così proprio dirompenti, no. Vieni. Presidente, io all'epoca pensai due cose. Storari è stato molti anni in DDA. Chissà che non avesse la scorta o la tutela. E in quel caso, Presidente, noi avremmo saputo
il minuto nel quale il dottor Storari era andato a casa del dottor Davigo. Perché, guardi, non c'è scampo, non esiste una scorta che glielo dica o che non lo dica alla personalità scortata, non tenga conto di tutti gli spostamenti, perché devono rispondere. Però ho scoperto che invece non ce l'aveva. E allora, Presidente, è ancora più grave. Sa perché? Perché in quel periodo io sono uscito di casa, penso, in quei 2 mesi, 5 volte in tutto. 2 volte per un impegno professionale. Udienza il 26 marzo del 2020 al Tribunale di Sorveglianza di Milano, giusto? E io mi ricordo quali erano le condizioni psicologiche. Presidente, io ero seduto più o meno in posizione analoga a quella dell'avvocato Borasi e il PG di udienza era nella posizione del dottor Greco. Mi chiese di allontanarmi e io avevo naturalmente la mascherina e avevo i guanti. Il tribunale di sorveglianza era molto più lontano di voi, da me, non dall'avvocato Borasi. Questa era la condizione. 26 marzo. Per uscire, io di casa, per uscire, mi ero stampato una autocertificazione perché se mi avessero fermato avrei dovuto giustificare quell'uscita. E la stessa cosa ho dovuto fare in quei giorni per andare in farmacia e in un'occasione perfino per andare al supermercato. Ok? Ma uno dice, nella Repubblica della legge uguale per tutti, ci sono alcuni che sono più uguali. E quindi, Presidente, analizzatela la storia che vi hanno raccontato. Storari telefona a Davigo, c'ho un problema, non so se te ne posso parlare, è una cosa grave. Sì, vieni. Presidente, questa è una storia da inizio aprile 2020? Sì, vieni. Come fai a venire? Presidente, peraltro, guardate, avete la prova nei messaggi sullo smartphone della contraffatto che il dottore Davigo era particolarmente prudente e per questo ha tutto il mio rispetto. E lo capisco bene. E invece, vieni. Dopodiché, Presidente, io rileggendo le trascrizioni degli esami dibattimentali sono rimasto sconcertato, perché evidentemente non l'ho sentita mentre la pronunciava il dottor Storari, ma Avevano inventato la bicicletta nel frattempo. appunto. Cioè, Presidente, allora io immagino che in quel momento a Milano fuori c'erano solo l'assessore Gallera con scarpe da jogging e il dottor Storari in bicicletta, che esce di casa per andare a casa Davigo. Per una cosa delicatissima, Presidente, viene allarmato il Presidente della Repubblica, per quello io ho parlato non solo di grande imbroglio, ma anche di grande ricatto. Per una cosa sconvolgente per i destini della nazione, c'è un rischio di golpe in atto quasi, perché Presidente, se si invita, non è stata un'idea di Ermini, rileggete, l'avete già rilette, la deposizione di Ermini, è stato l'imputato Davigo a indurre Ermini ad andare al Quirinale sulle balle di Amara. Perché qual è la logica? In questo è coerentissimo. La logica è mettere tutti in condizione di non avere giustificazioni. Una specie di
messa in atto di una coazione alla complicità, che doveva arrivare ai vertici della Repubblica e così era chiusa. Perché questo è stato. E, Presidente, vista che la cosa era così grave e seria, ma voi ve le ricordate le ironie sul telefono del dottor Greco e sul telefono del dottor Salvi? Ironie della difesa da Vigo, non del primo che passava. Dopodiché, qui era l'ingenuità che io sottolineavo dei pubblici ministeri, solo a dibattimento qualcuno, il solito rompiscatole, ha provato a fare una verifica del racconto fatto dal dottor Davigo, che era arrivato qua dicendo: noi abbiamo la data certa perché il 7 aprile mi sono mandato la famosa email e c'era stata la telefonata di Paolo Storari, lo stesso giorno, il giorno dopo, la prima visita a casa e 1 o 2 giorni dopo la prima visita, la seconda visita. Nella prima consegna della pendrive, nella seconda editto. E Davigo ci tranquillizza: guardate che è certo, email del 7 aprile. Presidente, voi avete i dati di traffico telefonico, perché ci dovevano essere le telefonate. Non ci sono. Davigo all'ultimo momento dice: no, ma quello telefona sempre su WhatsApp. E però telefonate noi le abbiamo trovate in realtà, quindi non telefona sempre su WhatsApp al dottor Davigo. Vabbè, ma se telefona su WhatsApp, Presidente, ci sarà la chat di WhatsApp, in cui ci saranno pure i messaggi. Oltre alle telefonate, un qualche messaggio ci sarà stato. E scopriamo che aveva venduto il telefono, non ho capito se è un centro Apple ai cinesi, ma non è che mi interessa questo. Il punto è che l'uomo più attento a livelli parossistici nel fare le pulci agli altri e quindi anche a se stesso, do per scontato, si spoglia volontariamente, non perché costretto, volontariamente, si spoglia di ogni reperto, documento che possa consentire di dimostrare che quello che dice lui è vero. Cioè sembra un folle che agisce contra sé. Perché si cancella il suo indirizzo di posta elettronica privato, non si stampa l'email, poi non può più accedere a giustizia.it, poi non ci sono più i messaggi di WhatsApp, poi non ci sono più le telefonate di WhatsApp e, Presidente, c'è anche un'altra cosa. Il più grande nemico dell'imputato è la logica. Presidente, fin dall'inizio i PM sono tranquilli, c'è l'email del 7 aprile. L'email del 7 aprile, badate bene, serviva nel racconto dell'imputato in modo che il 4 maggio, quando sarebbe arrivato a Roma, avrebbe potuto trovare sul computer a Roma, sulla posta elettronica giustizia.it, i file dei verbali di interrogatorio e delle trascrizioni di registrazioni prodotte da Calafiore. Ma mi spiegate per quale motivo quella sicumera del 7 aprile, con un documento che non ha, Presidente, Davigo, se fosse stato vero, avrebbe stampato l'email. E
al dato ontologico nessuno avrebbe potuto battere ciglio. Ma il punto è che non sta in piedi, perché a parte che non capisco quale sia il pericolo del peso della pendrive, ma metti pure, ma per quale motivo si manda l'email il 7 aprile? Voi avete dai messaggi la prova, oltre che l'ha detto, ma avete i messaggi. Arriva il 4 maggio a Roma, cioè quasi 30 giorni dopo. E, giusto per non tralasciare nulla in ordine alla volontaria nullificazione dei dati di realtà che potessero consentire di confermare il suo racconto, scompare pure la pendrive. Scompare, oppure viene il, contenuto viene coperto da nuove memorie. Presidente, 7 file di Word, di neanche trascrizioni integrali, verbali riassuntivi, e 3 trascrizioni di registrazione, io con l'elettronica sono nemico, ma manco 1 megabyte, manco uno. Però, Presidente, voi vi ricordate con quale serenità l'ha detto? Vabbè, ma che me ne devo fare io della pendrive? Il corpo di reato. Io vi lascio immaginare, Presidente, un imputato al cospetto del giudice Davigo nel raccontare la scena che l'imputato Davigo ha raccontato. Ma non lo dico per fare facile ironia, lo dico perché è una balla grande quanto una casa. È davvero spudorato il tentativo di indurci a credere che sia stato così. Perché la scena che viene raccontata, vieni, quello prende la bicicletta e va, è una scena non da lockdown. Pacificamente. E d'altronde, Presidente, giusto per addensare le nebbie, vabbè che siamo in Padania, però, Presidente, la storia raccontata all'inizio poi ha una variante che vede una terza protagonista. Presidente, non è per spirito persecutorio, ma è proprio per cercare di capire se è sostenibile quella balla raccontata fin dall'inizio oppure no. Presidente, alla fine noi abbiamo appreso che la storia era diversa, perché c'era coinvolta una terza persona che non si voleva fare apparire. Ok. A domanda, come dire, particolarmente... No, non commento, neanche nomi faccio, Presidente. A domanda particolarmente irrispettosa del Presidente, l'imputato ha ammesso. E la chiudiamo qui, ok? Benissimo. Però, Presidente, per carità, quella persona è ben fortunata a non avere fama di turbogarantista, perché fosse stata un'altra tipologia che sceglieva il 199 dove avrei costruito le condizioni del 199, lasciamo perdere. Fosse stata berlusconiana, questo lo dico a maggior ragione, lasciamo perdere. Però il punto qual è, Presidente? Il punto è che hanno costruito una storia che è una bolla sospesa in aria
che galleggia all'inizio di aprile e che poi trova sviluppo il 4 maggio. Nel loro racconto. Se non che, Presidente, dicevo che il 14 di gennaio era partita la procedura in 5ª Commissione, componente Davigo, per la nomina del procuratore di Roma. Il 14 gennaio ci sono le proposte. Vado a memoria, nel caso. 2 voti Lovoi, 1 Creazzo, 1 quello del dottor Davigo Prestipino, che senza il voto del dottor Davigo non sarebbe andato al plenum, e 2 astenuti. Gli alleati del dottor Davigo per la nomina di Prestipino. Questo è. Nessuno può obiettare. Poi si dice, ma ha fatto un figurone nelle audizioni il dottor Prestipino. Ci credo, ma è lo stesso dottor Prestipino che aveva fatto le audizioni meno di un anno prima e che non aveva preso un voto. Però avevano sbagliato prima, lo stesso dottor Davigo. Noi abbiamo la data della riunione e qui io devo chiedere venia pure per conto del mio assistito. No, il plenum è il 4 marzo. Esatto. E noi abbiamo la prova indubitabile. Il mio assistito sbagliava, come sbagliavano quasi tutti i partecipi. Abbiamo la prova che è stata il 3. E Presidente, qui io invito il Tribunale a un minimo di realismo. Minimo, proprio. È pacifico, provato, che in quella occasione il dottor Davigo, all'indirizzo del dottor Ardita, tra le tante altre cose, dice: tu mi nascondi qualcosa, o ci nascondi, te lo dirò in separata sede, no, dimmelo qua, no, non te lo dico, diciamo, asilo Mariuccia più o meno. Presidente, voi avete i messaggi al solito, ne ho trovato uno, poi Presidente, gliene dirò uno che davvero, ma il punto qual è? Che il dottor Marra non partecipa alla riunione perché torna il 4 mattina, risulta dai messaggi, era in missione un paese ex jugoslavo, non mi ricordo se in Serbia o dove. Il 4 la Contrafatto scrive a Marra: sei tornato? Il presidente ha litigato di brutto con Ardita. Ieri urla dalla stanza. Sta veramente avvilito. Marra risponde: ma dai. Contrafatto: sì, c'era anche Ilaria ieri sera, Ilaria Pepe. Sta veramente male, gli farà prendere un infarto. Marra: ma su Proc Roma o altro? Chiaro, non occorre, diciamo. Contrafatto: no, Proc Roma, non altro. Poi Ardita si sta portando dietro pure naturalmente il gemello diverso, il dottore Di Matteo, e pure Cavanna. Marra: ma alla riunione c'era pure Di Matteo? Certo. Eppure Alessandro Pepe. Contrafatto: il press ha detto che non ci vuole più parlare con Ardita. Marra non capisce subito, dice, siccome aveva fatto anche un altro nome, con chi? Con Ardita o con Pepe? Alessandro. Contrafatto: con Ardita. Pacifico. È nero, è molto serio, non l'ho mai visto così. C'è completa rottura. Lui... No, però Presidente c'è una cosa. C'ha lo scheletro. Benissimo. Scusi, Quindi, adesso l'ho anticipato. Benissimo, ok. Ci viviamo in mezzo a questi atti. Lui, cioè Piercamillo Davigo, dice
che Ardita ha qualche scheletro nell'armadio e forse ha ragione. Punti interrogativi. No, Presidente, qui la volevo. Guardi che se lei... 3 punti interrogativi. No, sono 5. Bello. No, ma sa che cosa La le dico? matematica è un'opinione. Legga bene tutti i messaggi e lei vedrà che la estrapolazione dei messaggi ha convertito tutti i punti esclamativi in punti interrogativi. Ah, non lo sapevo. Sì. Se lei li analizza Controlliamo. tutti, le assicuro che arriva a questa conclusione. E quindi il 4 marzo c'è lo scheletro nell'armadio. E forse ha ragione. Ora, Presidente, Ardita è testimone, per quanto parte civile, e il dottor Davigo è imputato. E noi sappiamo già quante balle ha detto l'imputato. Ma, oltre al dottor Ardita, c'è il dottor Di Matteo. Oltre al dottor Di Matteo, c'è il dottor Alessandro Pepe. Presidente, io neanche vi invoco la valutazione di queste fonti di prova d'accusa. Il dottor Davigo, perché ha reso esame all'ultima udienza? E qual era? Presidente, gli abbiamo chiesto. Ora finalmente ci stupirà. Qual era la cosa che Ardita nascondeva? Lo dice lei? E voleva ritornare oltre la mia indipendenza a cui si era distaccato. È magistratura indipendente. Magistratura indipendente, scusi. Giusto. Cioè, era questo il crimine? La cosa che non si poteva dire. E ha detto, no, io là non lo potevo dire perché non avevo le prove. Ma perché, scusi Presidente, ma perché ora ha le prove? È mai tornato in magistratura indipendente? E che, esattamente come si diceva dalle mie parti quando ero bambino, chi non ha strumenti cerca di nascondere il sole con la rete per proteggersi, naturalmente. Presidente, è una balla, l'ennesima, la millantesima balla, che però non ha avuto possibilità di rendere un minimo maggiormente credibile. Presidente, prima che me lo dimentico perché sto andando a braccio per perdere meno tempo, ma si ricorda la questione dell'Hotel Champagne? Tutto, benissimo. Presidente, lei in quei messaggi c'ha pure un ADN Cronos del 17 giugno del 2019 mandato da Marcella Contrafatto a Piercamillo Davigo, inviato alle ore 13, 16 e 22 secondi e letto alle 13, 19 e 26 secondi. Caso procure intercettazioni Ferri e Spina, virgolette, Ardita è un talebano. A commento della riunione e dei fatti, il dottor Davigo ha cercato di sostenere che il dottor Ardita colludesse con quelli dell'Hotel Champagne e che il suo voto per Creazzo il 4 marzo 2020 era una prova psichedelica di quella collusione. Nuove rivelazioni nell'ambito dell'inchiesta scottante che coinvolge alcuni componenti del CSM Palermo del 7 giugno. Per Sebastiano Ardita è bianco o nero, un talebano, chiuse virgolette. Non solo trame, ma anche giudizi espressi nei confronti di altri componenti nelle conversazioni registrate nelle riunioni intercettate tra politici e magistrati nell'indagine sul PM Luca Palamara e sul CSM che ha già portato alle dimissioni di 4 consiglieri.
Cosimo Ferri e Luigi Spina, come emerge dalle intercettazioni che l'ADN Cronos è in grado di pubblicare, prendono le misure a Sebastiano Ardita, il pubblico ministero catanese, membro del CSM, col quale Ferri dai primi anni 2000 condivideva la comune militanza in magistratura indipendente, prima che avvenisse la scissione che portò alla nascita di AEI. In altre intercettazioni pubblicate oggi dall'Espresso, il gruppetto fa apprezzamenti nei confronti di Ardita, neomembro del CSM in prima commissione, proprio dove è finito l'esposto di Fava contro Ielo e Davigliano di Ferro. Spina, due punti, virgolette, c'è Coso che vuole spingere, Sebastiano. Digli di stare calmo. Ferri, ti volevo dire, scusami, ma voleva convocare Ielo? Il tono è, questo è pazzo. Spina, no, voleva convocare Fava per farsi Corrado. Calma, calma, calma. Troncare e stupire. Spina, calma. Più sta quella pratica, meglio è. Cioè deve rimanere ferma. Presidente, ho trovato negli atti una cosa simpatica, giusto per convalidare l'acuta osservazione del... Però se rispondeva scoprivamo la voce. Vabbè. Era del nord. Allora, Presidente. Ogni tanto interrompiamo, giusto per poi riprendere meglio l'attenzione. Dica. Quindi c'era il discorso di Fava, cioè... Calma, 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 deve stare lì ferma. Sì. Più sta quella pratica, meglio è. Non solo, nelle intercettazioni in possesso dell'ADN Cronos, Ferri dice di lui che è intelligente, ma per lui o è bianco o è nero, un talebano. Lo definisce Luigi Spina, uno che non si fa i fatti suoi, gli fa eco un altro partecipante alla riunione. Ferri insiste e ricorda i tempi della comune militanza in MI, racconta che Ardita voleva rinnovare il gruppo ed emarginare i vecchi e... allora... Voleva rinnovare il gruppo ed emarginare i vecchi e chi avrebbe tenuto condotte discutibili, cioè la pulsione ideologica di Ardita era emarginare i vecchi, cioè Tinebra per dire, e chi avrebbe tenuto condotte discutibili è un talebano. Mi soffocava, aggiunge l'ex magistrato per spiegare la fine dei loro rapporti e della militanza comune in magistratura indipendente, e non nasconde il timore che Ardita voglia tornare a riprendersi la corrente per fare il segretario. Ferri, è tosto, sai cosa? Io l'ho capito Ardita. Lui vuole rientrare e prendere in mano magistratura indipendente politicamente. Presidente, qui c'è la prova. Della falsità della collusione, cioè quello del champagne, proprio delle personcine a modo non sono state, lo possiamo dire. Si erano costituiti in gruppo contro altri. C'era uno che era fuori dai gruppi. All'epoca ancora non c'era Di Matteo al CSM e quindi mancava il gemello diverso, uno solo era il talebano. E Presidente, guardi che quella qualificazione guardi che è la stessa di Davigo per Ardita, cioè l'idea che Davigo ha di Ardita non è quella che vi ha raccontato qua, prospettandovi quasi un giocatore di carte, uno che fa i trucchi, perché non c'è dubbio da quei messaggi, lei li ha letti, li voi li avete letti, quindi sapete che la signora Contrafatto è
la proiezione vocale o digitale del dottor Davigo. Cosa scrive a... Presidente, devo fare una ammenda. Ho indicato per collega della contraffatto una magistrata, perché siccome c'era molta confidenza, io ero convinto che parlasse con una... Invece quella Mastrobbe Raduno Paola dovrebbe essere una sostituta procuratrice generale presso la Corte di Cassazione. Questo è, siccome io mi sono fatto conferire mandato senza vincoli, naturalmente ho fatto tutto senza controllo, poi ex post il mio assistito mi ha detto dell'errore in cui ero incorso. Ma il punto è che il 24 settembre del 2019 la contraffatto scrive di ardita e siamo già in periodo in cui credo che sia arrivato Di Matteo o manchi poco. Fatto è che ardita va per conto suo, è ribelle, proprio un talebano, e questo lo scrive la contraffatto, cioè il dottor Davigo. Presidente, non commento tutti i messaggi, voi ce li avete letti, le segnalazioni che ho fatto valgono per attestare quello che vi ho detto. Essendo questo il quadro delle cose, Presidente, per quale motivo il dottor Davigo convince il dottor Storari a affidargli quei verbali? Per una battaglia di giustizia? Lo schema fornito dall'imputato è: Presidente, se noi avessimo seguito le regole, c'era il rischio che al CSM, luogo mal frequentato che il porto di Genova al Paragone e il Paradiso, nella sua descrizione, ci sarebbero state rivelazioni di segreto d'ufficio. Questo vi ha detto. Come fu per Spina. E quindi la pensata geniale, nessuno ci aveva pensato. Noi combattiamo il pericolo della rivelazione facendola noi la rivelazione. Presidente, è la ricetta omeopatica, non lo so. Ma noi dobbiamo credere una cosa del genere. Cioè, siccome c'è il rischio, facciamo il crimine noi. Presidente, siccome c'è il rischio che un processo sia indebitamente condizionato, io lo condiziono. Si potrebbe scriminare perfino la corruzione in atti giudiziari con questo parametro. Perché se uno lo fa per evitare un esito scorretto, Presidente, noi abbiamo la prova che era stata preannunciato qualcosa che veniva nascosto e non è stato mai enunciato. La dottoressa Ilaria Pepe e il dottor Giuseppe Marra all'improvviso cambiano, come è facoltà di ciascuno, idea e si convertono al voto più sbagliato secondo Ardita. Mettiamo pure che Ardita ha sbagliato. Però questo è ciò che accade sul piano della realtà. Gli imputati hanno ammesso di avere
mentito perfino nella loro ricostruzione inizialmente fornita alle procure di Roma e di Brescia. Noi abbiamo una cosa certa, che data commissi delicti e perfino quomodo commissi delicti, sono appesi alle bugie dell'imputato. Una cosa è certa, che quel passaggio che è la prima rivelazione, della quale non c'è dubbio che è stato commesso come esecutore materiale dal dottor Storari, ma non c'è dubbio che il dottor Storari è stato determinato dal dottor Davigo. Si dice, Presidente, è l'unico punto in diritto che merita, anzi non in diritto, in corretta analisi della lingua italiana. Non sarà mancato al Tribunale di vedere come inizialmente l'usbergo erano le circolari. All'ultima udienza abbiamo scoperto che la condotta dell'imputato era scriminata dalla Costituzione. Io non ci volevo credere, Presidente. Dalla Costituzione. Ha detto: le fonti normative che hanno guidato la mia condotta sono state la Costituzione e la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura. E il Presidente ha avuto perfino il coraggio, non so come altro definirlo, di dire che è la Costituzione a spiegare come il Consiglio Superiore della Magistratura è un organismo collegiale, che è ciò che proprio era il mio pallino fin dall'inizio del processo, perché io dicevo: ma il Consiglio Superiore della Magistratura non fa nulla monocraticamente, mai. Il Comitato di Presidenza è un collegio, le commissioni sono dei collegi, il plenum è un collegio. Sa, Presidente, in tutto il Consiglio Superiore della Magistratura chi è l'unico che ha poteri monocratici? Uno, il Presidente. Quando si decide a fare l'ordine del giorno senza delegarlo. Si ricorderà il Presidente, sicuramente i giudici all'Atere sono troppo giovani, ma il Presidente è più anziano di me, quindi se lo ricorda, il famoso conflitto fra il CSM 90-92, poi finì nel 94, e il Presidente della Repubblica, proprio sull'ordine del giorno. Sì. Cossiga. Sì, e Galloni. Sì, io sono più anziano. Di me, non di Cossiga. Presidente, le circolari sappiamo quali sono? 1994, 15 gennaio. Che a proposito del dovere di più o meno attività di controllo, dice: il carattere strumentale delle attività di indagine finalizzate all'esercizio dei controlli rende improponibile la questione della opponibilità di segreti determinati da esigenze processuali, come nel caso del cosiddetto segreto investigativo, che, secondo gran parte della dottrina, è finalizzato esclusivamente a proteggere l'indagine penale da pericoli di interferenze e di inquinamenti provenienti dall'esterno. E quindi uno dice: allora forse ha ragione. Ora, è fuor di dubbio che rispetto al Consiglio, in quanto organo che realizza il governo autonomo della magistratura, una simile esigenza di tutela da interferenze esterne non può essere posta. E uno dice: allora. E estendendosi, vediamo cos'è che si estende, sia pure sotto forma di segreto d'ufficio,
il segreto investigativo gravante su circostanze e fatti eventualmente comunicati ai componenti del CSM, viene così meno la ratio stessa della opponibilità del segreto. Ora, Presidente, io non sono Umberto Eco, ma l'italiano lo so leggere. Che cos'è che si estende? Qui dice, la circolare invocata, dice che i componenti del CSM sono vincolati al segreto d'ufficio e il segreto dell'organo collegiale si estende a ciascuno di loro, ovviamente. E grazie, mi viene da dire, c'era bisogno di scriverlo. Ma dove è scritto che si estende la non opponibilità del segreto? Dove? Nelle ricostruzioni oniriche che vorrebbero che invece a estendersi non è a carico del singolo consigliere del CSM il vincolo di segretezza del collegio, ma si pretenderebbe che a estendersi è a casa del singolo consigliere, sul divanetto di casa, la non opponibilità del segreto di uno che ci va volontariamente a casa. E questo, Presidente, ma da dove lo dovreste prendere questo principio? E Presidente, c'è la circolare del 95 che, oltre a venire dopo, è il modus di come deve funzionare. I procuratori generali della Repubblica e i procuratori della Repubblica, questi ultimi per il tramite dei primi, manco Greco avrebbe potuto inviare al CSM. Greco doveva inviare al procuratore generale, la tanto vituperata, non mi ricordo come si chiama, e Presidente, qua c'è una cosa che proprio non riesco a tenere. Perché si è detto, ma si può andare dall'avvocato generale facente funzioni? Perché la logica, Presidente, è quella del Marchese del Grillo, davvero, non so come altro definirla. Cioè, le istituzioni, l'ha detto con parole più raffinate il pubblico ministero, valgono se lo decido io che valgono. Il mio giudizio è fonte normativa. Il mio giudizio e le mie parole non solo hanno l'effetto performante sulla realtà, ma pure sull'ordinamento. E quindi, se l'avvocato generale non mi piace, è la prova che quella è una strada sbagliata. Che Presidente, mutatis mutandis, se il Presidente della seconda sezione penale della Cassazione non mi piace, non lo so, che faccio? L'avvocato va là e lo discute, pure se c'è quel Presidente della seconda sezione penale, perché così funziona. Non è che ti può scegliere i giudici. E lo dice un giudice, fermo restando che ha detto una gran balla, madornale, irrecuperabile. Presidente, nel 2013 io, a quell'ufficio di procura e a quella DDA, nella quale c'era il dottor Storari, che era guidata dalla dottoressa Boccassini e nella quale c'era la dottoressa Dolci, fece una denuncia per omicidio di un procuratore della Repubblica. Per 2 anni fu tenuta a modello 45. Omicidio. Sa come l'ho risolsi? L'inghippo. Siccome io sono ingenuo, sai che ho fatto? Mancava il procuratore generale perché purtroppo il dottore mal nominale era moribondo. E c'era l'avvocato generale, una donna pure in quel caso, la dottoressa Laura Bertolebbiale. Scrisse alla dottoressa Laura Bertolebbiale. Mi presentai, le portai i documenti. Dopo 12 giorni, 12, la Procura della Repubblica iscrisse, dopo una nota della procuratrice generale facente funzioni, iscrisse a modello 21 la notizia di reato omicidio, ex articolo 11 peraltro.
e non si poteva fare. Non si voleva fare, perché Presidente, il punto è il fine. Guardi che la potete mettere come volete, ma l'unico fine che ha mosso il dottore Davigo non era la giustizia, non era cercare di salvaguardare le indagini, era abbattere No, Presidente, non c'era bisogno dell'avocazione. Scusi, ma c'è rimasta la curiosità, ma il magistrato era l'omicida o l'ucciso? No, purtroppo, Presidente, è un omicidio del 26 giugno 1983. Il magistrato era il procuratore della Repubblica di Torino. Bene. Bruno Castro. Con l'11 è arrivato a Milano. A Milano, sì. Bene, no, a Brescia l'avremmo saputo, per questo certo. mi sembra. No, mi scusi se l'ho interrotto. No, ci mancherebbe, ma 2 anni a modello 45 l'omicidio. E poi, dopo la nota della procuratrice generale, ci fu una cosa che io non avevo mai visto, ed è quell'ufficio in cui c'era il dottor Storari, quindi non è che può dire, ah no, ma non lo sapevo che si poteva fare. Ci fu l'iscrizione della notizia di reato con 2 pagine di motivazioni. Voi l'avete mai vista? Una notizia di reato scritta con la motivazione? E certo, bisognava giustificare. Vabbè, è un'altra storia, come dice quello. Qual è il punto? Il punto è che qual è l'unico obiettivo che ha mosso le azioni del dottor Davigo? Abbattere Sebastiano Ardita, punto. Non ce n'è altra. Ha tutelato le indagini. Cioè, Presidente, siamo arrivati a un livello veramente... Ma manco i Monty Python. Non c'è... Ma si vuole evitare che il dottor Ardita, Presidente della prima commissione, apprenda dei verbali di Amara. Presidente, e lo si comunica a Piercamillo Davigo, e Piercamillo Davigo lo comunica a Davide Ermini, a Giovanni Salvi, a Giuseppe Cascini, ai fini dell'attendibilità. E Presidente, lasciò stare la deposizione del dottor Cascini, che ha mostrato un criterio molto elastico sul 326, cioè quando ci sono io non è 326, più o meno è questo, fra colleghi si può fare tutto, ma ha chiesto un parere e vuoi che non glielo dia. Gigliotti, Cavanna, Marra, Pepe, Morra, Befera, contrafatto. Non so se ne ho dimenticato. Curzio, Presidente, è l'unico sul quale non esiste parte civile, l'unico fatto, perché non era qui il mio assistito, quindi non abbiamo potuto prontamente, diciamo, intervenire. Pepe 2. Come? Pepe sono 2. Nelle imputazioni una. Sì. Non era stato sentito il dottor Pepe, è stato sentito in indagini difensive e poi la procura era rimasta. Mi faccio gli affari miei, avanti. Il punto qual è? Per non farlo sapere, anzi, per non rischiare di farlo sapere al dottor Ardita, lo si è fatto sapere a tutti. E Presidente, sa qual è la cosa più clamorosa, che veramente è un monumento alla comicità della vicenda? Che Sebastiano Ardita effettivamente ha continuato a non saperlo, esattamente come dalle mie parti il marito è l'ultimo che lo sa. Solo 2 non l'hanno saputo. Il dottor Ardita è quello definito spregiativamente il gemello diverso, cioè il dottore Di Matteo. L'hanno saputo tutti. Pure Antonio Massari, giornalista, pure Eliana Milella e pure Luca Palamara. Cioè, siamo arrivati veramente alle comiche. E l'unico che non lo doveva sapere era Sebastiano Ardita. Perché era citato, cioè perché era persona offesa della calunnia. Calunnia commessa
in un certo momento, Presidente, io qui non ho necessità e non ce ne sarebbe stata ragione di dimostrare la causale, diciamo, a monte, ma ci sarà sede in cui lo dimostreremo. Perché è avvenuto tutto questo e con l'apporto di chi? Ma già qui ci sono molti elementi, e lo sa il Presidente, che danno da pensare. Poi porteremo anche altre dichiarazioni di Amara che sono state rese in altre sedi, come venivano nominati i difensori, ma sarà altra sede. Certo è che il mio assistito aveva un difetto, è figlio unico, non ha fratelli. C'ha il gemello diverso, che è la persona più integra che si è vista al Consiglio Superiore della Magistratura. E siccome era vicino a lui, riceve un plico anonimo con la proiezione, la prospettiva, qual era? Quello è più talebano del talebano, legge che c'è uno che accusa il suo gemello diverso di essere affiliato alla loggia Ungheria e lo abbandona. Guardi, Presidente, che la testimonianza più potente di tutte è quella che avete raccolto oggi, perché il dottor Pietro Curzio viene informato a settembre dell'anno 2020. Presidente, non c'è nessuna iscrizione da sbloccare? Non ci sono indagini da sbloccare, anzi vi ricordo che nella prima decade di settembre c'è già l'incontro con il procuratore Cantone dei magistrati di Milano, della Procura di Milano, che concordano che la competenza sarà della Procura di Perugia. E quindi, Presidente, ma qui io mi rimetto alle parole del dottor Curzio, perché gli è stato detto? Mi disse silenzio assoluto, quindi è evidente che non voleva attivare nulla. Mancinetti si era dimesso. Prudenza su ardita. Presidente, ma ci vogliono i disegnini? A quelle due glielo dice perché non devono fare entrare Ardita. A quegli altri due glielo dice perché devono prendere le distanze da Ardita. A Ermini lo manda al Quirinale perché deve fare scoppiare la trappola del grande ricatto. Presidente, ci fosse stata, per fortuna, la prudenza, ci fosse stata un qualunque tipo di iniziativa dimostrabile dall'imputato, era chiuso. Il grande ricatto aveva vinto. Presidente, ma c'è una cosa che è simpatica. Come sa il Tribunale, Liana Milella riceve una telefonata dalla donna settentrionale, poi ne riceve una di 11 minuti, non si sa di che hanno parlato, e riceve i verbali. Ma i verbali sono accompagnati da uno scritto. Presidente, quello scritto contiene le parole dette da Giovanni Salvi intorno al 6 maggio del 2020 al dottor Davigo. Chi ha scritto quel messaggio o era presente, ma noi sappiamo che erano solo due, o è Salvi, e naturalmente lo possiamo escludere, o è Davigo, o è qualcuno a cui Davigo ha raccontato l'interlocuzione con Salvi. Non c'è dubbio. Presidente, l'altro corno della questione su cui si è costruita il grande imbroglio è il dottor Storari. Ma noi sappiamo quello che accade a partire dal 30 ottobre del 2020, con la presentazione spontanea di Antonio Massari.
Bene, Presidente, sinteticamente viene iscritto un fascicolo per 615 ter contro ignoti e lo iscrive insieme alla incolpevole e ignara dottoressa Pedio, lo iscrive Paolo Storari contro ignoti. Dopodiché, a marzo, arriva al procuratore Cantone il plico dalla procura di Roma con gli atti della Milella. La prima cosa che fa Cantone, i tabulati telefonici, e trova il telefono della contraffatto e scrive o il 31 marzo o l'1 aprile, siamo già nel 2021, alla procura di Milano dicendogli: questi atti che io ti sto mandando, siamo in coordinamento di indagine, li puoi usare. Viene iscritta il 2 gennaio per 615 ter presso la procura di Milano la segretaria del dottor Davigo, che aveva ricevuto gli atti da Paolo Storari, e il titolare del fascicolo è Paolo Storari. C'era la pubblicità dal produttore al consumatore, qui in un unico circolo. Ha fatto tutto lui. Presidente, ma c'è di più, perché il dottor Cantone aveva iscritto gli unici reati che poteva iscrivere: 326, grande quanto una casa, e 378, perché chi rivela vuole favorire, questa è l'ipotesi che si fa sempre. A Milano, in coordinamento di indagine, 615 ter. Qual è l'unico reato che consente le intercettazioni? 615 ter. E quindi Cantone e la procura di Milano concordano le intercettazioni. Decreto d'urgenza a firma della dottoressa Laura Pedio, quando il dottor Storari è latitante. Sull'utenza della contraffatto, in coordinamento di indagine, Presidente, chi l'avrebbe fatta la perquisizione? La procura di Roma? No, l'avrebbe fatta la procura di Perugia. Il 7 aprile c'è la convalida della intercettazione d'urgenza da parte del GIP di Milano. Sono pronti. Cosa accade? Paolo Storari rientra e confessa a Greco. 8 aprile. Tutto si può imbrogliare, Presidente, il calendario no. E noi sappiamo che il 9 aprile il fascicolo da Milano va a Roma. Il 615 ter viene meno, ma Presidente, anche da Perugia il 326 e il 378 vanno a Roma. E cosa accade? Che abbiamo scoperto stamattina che il 9 aprile, venerdì, viene preannunciata correttamente, secondo Galateo istituzionale, dal procuratore Prestipino, quella nomina illegittima, la perquisizione sabato 10. Devo chiedere scusa al dottor Viola, il segretario generale, non mi riveniva, Alfredo Pompeo Viola, perché l'ho indotto in errore, ho guardato il mese sbagliato e il sabato era il 10 e non il 9. Vabbè. Però uno deve essere più attento. Il punto è che sabato 10 c'è la perquisizione della procura di Roma. Presidente, ora io le segnalo due cose. Noi abbiamo la sentenza di proscioglimento della contraffatto. Qual è il titolo di reato? Calunnia, parte offesa, il dottor Francesco Greco, l'unico reato. Presidente, guardi, alla contraffatto voi avete i messaggi, tutto le si poteva contestare tranne il dolo della calunnia contro Francesco Greco. Ne diceva peste e corna, insufflata, ma tutto si può dire tranne che c'era il dolo della calunnia. Ma che cosa si scopre il GUP di Roma? Voi avete le trascrizioni della prima udienza. Dice: scusatemi, ma qui sulla copertina era comparso un 326 e un 378, che fine ha fatto? E il PM di udienza gli dice: no, è a Bagnomaria, separato. È ancora a Bagnomaria, separato, Presidente, per scelta della Procura di Roma.
Ci sono le dichiarazioni spontanee della dottoressa Contrafatto in udienza. Il GUP le dice: senta, ma lei è la prima volta che dice la sua, che dà una prospettazione difensiva, non l'aveva mai fatto, perché non l'ha fatto prima? Gli fa una domanda, diciamo, ha avuto il suo stesso, la sua stessa impudenza, ha fatto la domanda all'imputato che faceva dichiarazione spontanea, e quella gli dice: ma giudice, io ero in imbarazzo perché il PM era il dottor Ielo, io lo conoscevo, era sempre là. Presidente, la Procura di Roma, cioè l'ufficio perfetto secondo l'imputato, io questa non ve l'ho segnalata per iscritto, però voi avete un messaggio, noi abbiamo scoperto, io ho scoperto da quei messaggi che il CSM ha un ufficio stampa, io non lo sapevo, ormai ce l'hanno pure gli uffici giudiziari, quindi nulla di strano, e c'è una responsabile stampa che è la dottoressa Silvia Grossi. Noi sappiamo che il 24 febbraio una donna con accento settentrionale col telefono della signora Contrafatto telefona a Liana Milella. Se non che voi avete un messaggio di 5 giorni prima alla dottoressa Silvia Grossi: scusa, hai il cellulare di Liana Milella? La Procura di Roma non l'ha manco guardata. Avvocato, questo messaggio. Avete tutto il file? Quello nel disco? 19 febbraio. 2020. C'è anche il riferimento del RID? No, non è un RIT naturalmente, c'è il numero del rigo ma mi chiede troppo, però se digita Silvia le compare il numero. Se digito? Silvia. E poi li cerca. Vabbè. E il punto qual è? Che la Procura di Roma non ha proceduto per rivelazione. Io non oso immaginare che cosa pensa il dottor Storari o cosa pensa il dottor Davigo sulla Procura di Roma che non procede per 326. Non si doveva procedere per 326, Presidente, perché non si doveva dire che erano esistite le rivelazioni, perché non erano rivelazioni. E il paradosso, Presidente, in quel processo che veramente è il più pazzo del mondo, è che la copia forense dello smartphone dell'imputata Marcella Contrafatto, in quel processo al GUP, l'ha prodotto il difensore di Marcella Contrafatto e non la Procura. Io ho potuto avere copia dalla cancelleria del GUP solo grazie alla difesa della signora Contrafatto. Presidente, io rinvio a quanto ha riferito il dottor Ardita sulle interlocuzioni col dottor Davigo a proposito della dottoressa Nadia Plastina. In quei messaggi c'è pure il riscontro. Presidente, abbiamo sentito Sergio Santoro, altro calunniato della Loggia Ungheria. O il 9 o il 10 settembre del 2020 non si scappa, Presidente. Possiamo inventarci tutte le super gabbole del mondo. O il 9 o il 10 settembre del 2020 il dottor Davigo è andato a cena da uno che sapeva essere stato indicato come appartenente alla Loggia Ungheria.
Cosa ci dice questo? Presidente, 9-10 settembre è esattamente in concomitanza con le interlocuzioni col Presidente Curzio, al quale cosa si dice? Il problema è Ardita. Tutto lì. C'è una cosa che, proprio per ossequio allo spirito di parresia, non può essere taciuta. Sono due i fatti causali di tutti gli accadimenti: la procedura per la nomina del procuratore di Roma e la posizione del dottor Ardita al Consiglio Superiore della Magistratura. No, la posizione del dottor Ardita, la posizione libera del dottor Ardita. Si è fatto un semigolpe ai danni del Consiglio Superiore della Magistratura. Presidente, ma lei ha idea che cosa succedeva in quel plenum quando parlava il dottor Ardita? Mettiamoci nelle orecchie di Giovanni Salvi, di David Ermini, di Alfredo Gigliotti, Giuseppe Marra, Ilaria Pepe, Giuseppe Cascini. Si è condizionato il Consiglio Superiore della Magistratura a scapito di quello che aveva il difetto, a detta del dottor Davigo e dei nemici del dottor Davigo, di essere talebano. Questo è ciò che si è fatto. E qual era la colpa? Perfino le produzioni ultime della difesa dell'imputato lo dimostrano, Presidente. Qual era la colpa? Quella rilevata in quelle intercettazioni. Questo non si ferma, si deve calmare, e invece lui che fa? Convoca Fava. Presidente, c'è uno di quei verbali prodotti dalla difesa dell'imputato che dimostra come l'esposto di Fava sia stato tenuto fermo al comitato di presidenza più di 30 giorni. E qui ricordo l'acume del pubblico ministero a proposito della perentorietà, anzi della non perentorietà del termine. Arriva poi alla prima commissione e c'è un presidente che ha questo difetto, che pensa che non ci sono amici, nemici, c'è l'accertamento della verità e che bisogna fare luce. Presidente, il dottor Ardita è andato al Consiglio Superiore provenendo dalla Procura di Catania come procuratore aggiunto. Era l'unico disinteressato a quell'ufficio. E dice che va approfondito l'esposto di uno, il dottor Stefano Fava, che voleva arrestare Amara. E qui torniamo alle origini, Presidente. Qual è il paradosso? Che hanno avuto il coraggio di dire che il dottor Ardita era della stessa loggia di Amara. Lui, che era l'unico che voleva dare sponda istituzionale doverosamente a quell'episodio da Porto delle Nebbie. Presidente, qui, e vado a concludere, mi avvio verso le conclusioni. Io dicevo la logica del Marchese del Grillo. Mi permetto di dire la logica del Marchese Davigo. Va da lui Storari e nella loro prospettazione sputa veleno contro Greco e Laura Pedio. Ora, Presidente, posso chiamare testimoni? Non c'è dubbio che la dottoressa Laura Pedio ha fama di magistrato integerrimo, per bene, capace e con stabilità caratteriale superiore perfino al dottor Ielo, ok? Ma perché quella reazione pavloviana
che il dottor Davigo ha sul dottor Ielo non ce l'ha avuta sulla dottoressa Pedio. Ma come ti permetti, Storari? Non si mette in discussione? No, perché nella logica del marchese Davigo non si mettono in discussione i miei amici. È la stessa logica del suo alleato Giuseppe Cascini. E quindi non è che il dottor Davigo ha detto Fava era un calunniatore, le condotte, voleva arrestare Amara ingiustamente, lo perseguitava. Ci può anche stare, ma uno lo verifica. Presidente, mi creda, la verità è molto più semplice di quanto con quel gioco di luci stroboscopiche l'imputato ha tentato. Ci sarebbero miliardi e miliardi di altre cose da dire, però Presidente devo fare una confessione. Io lo so che il Tribunale le ha capite più di me e me l'ha dimostrato. Il Tribunale ha la prospettiva della legge uguale per tutti, oppure quella che vi si chiede dall'imputato, cioè l'assoluzione del reo confesso. Presidente, non fate fare questo salto de genere alla giurisdizione. Io non ho mai creduto a quei giudici che sostengono che gli imputati assolti sono carnefici che l'hanno sfangata. Però almeno i rei confessi, almeno quelli, seppure avevano una toga indosso, la giurisdizione della Repubblica ce lo può avere il coraggio e ce la può avere la dignità di sanzionarli? È quello che le chiedo e che chiedo al Tribunale, depositando le conclusioni scritte.